Tacite like a tutti, io sono Linda Kelsang Santulama e benvenuti a Tibet TV, un settimanale in italiano che vi racconta le notizie di questa settimana sul Tibet, Sua Santità Dalai Lama e l'amministrazione centrale tibetana. Diamo prima un'occhiata ai titoli principali delle notizie. La Cina arresta Komme, un monaco del monastero di Choezik. Il Sikyong partecipa a un incontro virtuale con i dirigenti del Dipartimento di Stato. Il Sikyong lancia il libro del rappresentante Tsewang Gyalpo Arya, Sfruttare il fumo del drago. Il Sikyong Penpa Tsering visita la biblioteca delle opere e degli archivi tibetani Dharamsala. Le scuole tibetane registrano la percentuale più alta di sempre nel All India Senior School Certificate Examination del 2021. L'Office of Tibet di Ginevra tiene un seminario di sensibilizzazione sul Tibet per gli studenti del campo estivo svizzero-tibetano. Komme, un monaco di 45 anni del monastero di Choezik nella contea di Ngaba, nel Tibet nord-orientale, è stato arrestato dalle autorità cinesi il 20 luglio, secondo quanto riportato dai monaci Kirti di Dharamsala, Lobsang Yeshe e Kanyak Tsering. Il motivo dell'arresto di Komme e altri dettagli sono attualmente sconosciuti. Komme era il monaco disciplinare del monastero di Choezik e proviene dal villaggio di Choezik a Ngaba. Era entrato nel monastero in giovane età. Il monaco Kirti Lobsang Tenzing è stato rilasciato pochi giorni fa dopo aver scontato più di 10 anni di carcere. Lobsang Tenzing è stato ingiustamente accusato di essere coinvolto nella morte di Lobsang Phuntsok, che il 16 marzo del 2011 si è immolato per protestare contro il regime cinese. È stato condannato a 13 anni di prigione dal Tribunale Intermedio del Popolo della Prefettura di Ngaba. È stato rilasciato prima di completare la sua pena ed è tornato a casa. Un altro monaco con lo stesso nome, condannato nello stesso caso a una pena di 10 anni, è stato rilasciato nel 2018. Il Sikyong Penpa Tsering ha partecipato venerdì scorso ad un incontro virtuale con i capi dell'Ufficio per la Democrazia, i diritti umani ed il lavoro del Dipartimento di Stato americano. Il Sikyong ha parlato della sua visione e dei suoi programmi per portare una risoluzione al conflitto sino-tibetano e per affrontare le sfide della diaspora tibetana. Esprimendo la sua gratitudine al governo di India e Stati Uniti, il Sikyong ha sollecitato il loro continuo sostegno. All'incontro hanno partecipato il vice segretario Lisa Patterson, il vice segretario principale Scott Busby, l'assistente speciale Anton Jogenil, Stephanie Sandbeck, David Elber e Margaret Turley del Dipartimento di Stato. Lunedì scorso il Sikyong Penpa Tsering ha lanciato a Dharamsala la pubblicazione del libro del rappresentante Tsewang Gyalpo Arya intitolato Sfruttando il fumo del drago. Il libro è una confutazione delle bugie della propaganda cinese sul Tibet. Durante un modesto evento per il lancio del libro, che si è tenuto virtualmente, il Sikyong Penpa Tsering ha sottolineato l'importanza di tali confutazioni alla falsa narrativa cinese sul Tibet e ha lodato il rappresentante Tsewang Gyalpo Arya per i suoi costanti sforzi nel presentare la verità sulla situazione all'interno del Tibet, sia in qualità di tibetano individuale che come alto funzionario dell'amministrazione centrale tibetana. Tsewang Gyalpo Arya è rappresentante dell'ufficio del Tibet dell'amministrazione centrale tibetana con sede a Tokyo. Per comprendere meglio e costruire un rapporto cordiale con varie organizzazioni, il Sikyong Penpa Tsering giovedì scorso ha visitato ufficialmente la biblioteca delle opere e degli archivi tibetani a Dharamsala. La visita è la sua prima da quando ha prestato giuramento come Sikyong del XVI Kashag. Il Sikyong, accompagnato dal direttore della biblioteca, Geshe Lakdor, e dal suo segretario generale Nawang Yeshi, ha visitato i vari dipartimenti della biblioteca e ha incontrato i membri del suo staff. Definendo la Biblioteca delle Opere e degli Archivi Tibetani un istituto pioniere in termini di conservazione e promozione della cultura, della lingua e della religione tibetana, il Sikyong ha notato l'importanza della documentazione e archiviazione dei materiali di importanza storica tibetani. Ha inoltre aggiunto che la digitalizzazione di tutti i materiali e documenti d'archivio si rivelerà essenziale e utile nel lungo periodo. Parlando del suo ruolo come Sikyong del XVI Kashag, Penpa Tsering ha detto che la sua amministrazione è impegnata a risolvere il conflitto sino-tibetano in conformità con l'approccio della via di mezzo previsto da Sua Santità il Dalai Lama. Le scuole tibetane hanno registrato la più alta percentuale di superamento del All India Senior School Certificate Examination, ossia del 99,81%, con 27 studenti tibetani che hanno ottenuto oltre il 95% nei risultati annunciati dal Central Board of Secondary Education venerdì scorso. Dei 27 vincitori della borsa del Sikyong, 21 provengono dalla Tibetan Homes Foundation Mussoorie, 2 dalla Sambota Tibetan School, Mungot, e un vincitore per ogni Tibetan Children's Village School, quindi Upper Dharamsala, Suja, Gopalpur e Bailakupi. The percentage is 99.81%, that is the pass percentage.
which has increased by 1.58% in comparison to the last year. In terms of average percentage also, the number has increased by 2.21%. That is, last year it was 76.20 and this year it is 78.41. All the students and their parents, their teachers have worked really very hard despite facing lots of challenges. The academic session was disrupted. Even then, they have come out with flying colors. So I take this opportunity to congratulate not only the students but also their parents, their teachers, the staff members and all the concerned stakeholders. Dalle 16 scuole secondarie superiori tibetane, 1060 su 1062 hanno superato l'esame e 2 studenti sono stati inseriti nella categoria dei compartimenti. Tranne 2, il resto delle 14 scuole tibetane ha prodotto risultati al 100% quest'anno con una percentuale media di 78,41, che è migliore del risultato dell'anno scorso del 2,21%. L'ufficio del Tibet di Ginevra ha tenuto venerdì scorso un workshop di un giorno sul Tibet e sull'amministrazione centrale tibetana per 55 bambini tibetani residenti in Svizzera e iscritti al campo estivo. Il workshop ha trattato una vasta gamma di argomenti tra cui la storia del Tibet, i principali eventi politici, la situazione attuale in Tibet dopo l'occupazione illegale della Cina e l'approccio della via di mezzo. L'obiettivo del campo estivo è quello di riunire i bambini tibetani in un ambiente di lingua tibetana e di renderli più consapevoli delle loro radici tibetane. Il campo estivo per i bambini tibetani in Svizzera è stato organizzato dalla comunità tibetana di Svizzera e Liechtenstein dal 27 luglio al 2 agosto. Questa settimana è tutto, vi ringrazio per aver guardato Tibet TV e ci vediamo la prossima settimana.